Gran Premio Continentale Filly è un discorso per 11 femmine di 4 anni. Gruppo 2, 66.000 euro di dotazione, 1 Fantastic Joe, 2 Follia Daisy, 3 Fenice del Ronco, 4 Fragola di No, 5 Fantastica Doda, 6 Sahara Firebird, 7 Fort Washaki, 8 Faraja One, 9 Funny Doll VF, 10 Fenicia S, 11 Forever. Queste a giocarsi il titolo del Continentale Filly 2025, macchina che prende velocità. Partite. Lotta serrata per il comando con Fantastic Joe che prova a tenere tutte di fuori. Al suo esterno Follia Daisy, in mezzo alla pista Fragola di No, poi Fantastica Doda. All'imbocco della prima curva è in vantaggio Fantastic Joe che prende in mano, si è sistemata seconda Follia Daisy avanti a Fenice del Ronco. Di fuori c'è Fragola di No, viene in avanti Sahara Firebird, rimasta in terza corsia. Punta in avanti, aggira Fragola di No e si porta allo scoperto. E così, dopo 400 in 29,2, Fantastic Joe è in vantaggio. Nella sua scia c'è Follia Daisy, di fuori allo scoperto Sahara Firebird con in scia Fragola di No. Terza in corda rimane Fenice del Ronco. Terza pariglia esterna per Fantastica Doda, la mossa dal fondo di Faraja One, che cerca di puntare in avanti, trova l'anticipo da parte di Fantastica Doda, le due si distendono in mezzo alla pista, cercano di andare sulla testa della corsa. Sahara Firebird non si oppone alla mossa di Fantastica Doda che arriva all'esterno di Fantastic Joe. Terza ruota per Faraja One. Si è andati piano nel primo chilometro, passato in 1.14,2 da Fantastic Joe. Di fuori Fantastica Doda, terza ruota per Faraja One, in corda sempre Follia Daisy avanti a Fenice del Ronco, richiesta a Sahara Firebird, in calo Fantastica Doda, continua invece nella progressione Faraja One che cerca di arrivare al salchi di Fantastic Joe, la quale però allunga in progressione. Numero 14 la retta di là, Fantastic Joe le guarda tutte in faccia, ha in scia l'avversaria che è Follia Daisy all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, in vantaggio Fantastic Joe nei confronti di Follia Daisy che prova a tirare il suo speed, poi Fenice del Ronco. Fantastic Joe è in vantaggio su Follia Daisy che ci prova. Fantastic Joe e Follia Daisy. Follia Daisy batte Fantastic Joe, poi Fenice del Ronco. 1.11,9, c'è 27,4 per gli ultimi 400 metri di corsa e Follia Daisy ha recuperato una lunghezza e mezza. Lo scatto bruciante della figlia di Ringo Starr Treb, Marco Stefani, per Enrico Montagna, il team di Vignano, l'esultanza di Marco Stefani che vince con una chiara di margine, i colori di Francesco Biasia, il successo del numero 2 di Follia Daisy, la figlia di Ringo Starr Treb che nel suo schema preferito, quello allo speed secco, brucia una Fantastic Joe che sembrava poter controllare e invece lo scatto di Follia Daisy è bruciante. Al terzo posto finisce in chiave tattica Fenice del Ronco, ma sono bastati 150 metri di speed a Follia Daisy per guadagnare una lunghezza e per vincere il Continentale Filly 2025.